È lunedì 16 dicembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Cominciamo allora come sempre, come ogni mattina, con le notizie, con la cronaca. Vedremo anche le pagine dei quotidiani regionali fra pochissimo. Andiamo a Palermo, alla Vucciria, ancora violenza. L'ultimo episodio si è verificato nella notte tra venerdì e sabato. Un turista ubriaco ha accoltellato un giovane bengalese. L'uomo è stato fermato. Ancora risse, pestaggi e aggressioni a Palermo. Ancora una volta è la Vucciria, zona della movida palermitana, ad essere teatro di casi di violenza. L'ultimo episodio risale a venerdì notte, quando un turista americano ha aggredito un bengalese di 29 anni. La vittima, non è ancora chiaro il movente, è stata accoltellata dall'indagato che era ubriaco. L'americano ha colpito il bengalese con diverse coltellate al petto, in testa e alla mano destra. Il ferito, in stato di shock, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza al civico di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. L'indagine, coordinata dalla Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, condotta anche grazie alle analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, ha consentito dopo poche ore di identificare rapidamente l'aggressore, che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'americano si trovava in vacanza assieme a 2 connazionali e stava trascorrendo la serata in piazza Caracciolo, quando sarebbe stato coinvolto in una rissa. Dopo aver sferrato calci e pugni, i tre si sarebbero rifugiati nella loro casa vacanza per tornare poco dopo sul luogo armati di coltello. Il giovane poi ha accoltellato la vittima. Stanchi i residenti della zona dopo l'ennesimo episodio violento che denunciano non è possibile vivere così ogni fine settimana. E da qui ripartiamo con Emanuela Corsi e cominciamo a leggere cosa scrivono i giornali su questi episodi. Questo episodio lo troviamo ancora sulla prima pagina del Giornale di Sicilia di oggi, lo vediamo nel taglio basso. Ecco qui il tentato omicidio alla Vucciria, il raid a coltellate ripreso, dicevamo, nei video. All'esame degli inquirenti ci sono le immagini che accusano appunto l'americano che è stato fermato, migliorano le condizioni del bengalese, appunto di questo 29enne che è stato ferito a coltellate durante questa rissa. Ancora bisogna capire realmente qual è stato il movente e insomma perché questo americano si è armato di coltello per poi andare a colpire questo ragazzo di 29 anni. Allora, adesso invece parliamo del nuovo codice della strada che fa tanto discutere a proposito di alcuni provvedimenti. Le novità che sono state introdotte sono già entrate in vigore, in maniera particolare sull'obbligo di indossare il casco anche quando si va alla guida di un monopattino. Abbiamo cercato di capire cosa ne pensano i siciliani, i catanesi in particolare. Il casco va messo? Ho indossato, lo so, e devo abituarmi all'idea. La riforma del codice della strada ha colto tutti di sorpresa. Ad accusare il cambio di rotta sono stati più di tutti i conducenti dei monopattini elettrici. Tra le misure immediatamente efficaci l'obbligo di indossare il casco. Va bene, allora quello lo metta, mi raccomando. Lo metto subito, dai, in diretta. Bene, buon viaggio allora. Grazie, arrivederci. Dov'è il casco? No, oggi non l'ho portato il casco. Tra le novità, assicurazioni e targa per il mezzo a 2 ruote. Di fatto non possono essere ancora contestati perché mancano i decreti attuativi, ma le multe per il mancato uso dell'elmetto protettivo vanno da 50 a 200 euro. Si è adeguato lei alle nuove regole della strada? Sì, certo c'è strada, se no già il numero di targa, per fare assicurazione, tutto serve. Alcuni tra i fermati hanno tentato di evitare le punizioni giurando di non conoscere le regole. Sa che è uscito il nuovo codice della strada? Sì. Che prevede l'utilizzo del... Tra le novità c'è la stretta per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, con controlli in grado di rilevare la loro presenza anche giorni dopo l'assunzione e conseguente ritiro della patente anche senza presenza di effetti collaterali, con il disappunto di Vasco Rossi. Il ministro Matteo Salvini, ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per 3 anni. Inoltre, infrangere alcune regole costerà di più. Previsto un inasprimento delle multe per alcune infrazioni, come guida con smartphone o sosta vietata in stalli dedicati ai disabili o nelle aree di sosta dei mezzi pubblici.
Si dicono tante cose di questa riforma del codice della strada, sono tante polemiche, tante, abbiamo sentito prima Vasco Rossi, immagini nei giornali stamattina, non solo quelli locali ma anche quelli nazionali su questo tema ci tornano. Sì, è un tema divisivo, ma tra l'altro questo è il primo fine settimana durante il quale si è anche un po' testato questo nuovo codice della strada e sono diverse le vittime un po' in tutte le città, vittime chiaramente tra virgolette. Infatti vediamo la Sicilia di oggi, la pagina di Catania, nuove norme, subito 37 vittime. Parla il comandante del nucleo radiomobile, il maggiore Cantarella, che dice l'educazione stradale per prevenire incidenti e gravi conseguenze. Quindi carabinieri in strada nel fine settimana per assicurare il rispetto del codice della strada appena entrato in vigore. E c'è anche il capitolo monopattini, che è quello che poi abbiamo visto anche nel nostro servizio. Il maggiore dice non parlerei di caos, le norme infatti sono chiare, riguardano principalmente targa, assicurazione e casco. L'obbligo dell'indossare il casco fino a qualche giorno fa era previsto soltanto per i minori, adesso invece viene esteso a tutti i conducenti a prescindere dall'età. E poi andiamo a vedere sempre sulla Sicilia. Movida sicura, controlli appunto del fine settimana, ma controlli anche su automobilisti, e qui ne vediamo uno che è stato beccato ubriaco alla guida del SUV e per lui è scattata la denuncia. Si tratta di un giarrese di 50 anni denunciato perché trovato al volante del proprio SUV con un tasso alcolemico superiore rispetto a quello consentito dalla legge. Per ora ci fermiamo qui, Angelo, poi vediamo naturalmente a proposito. Sulle pagine possiamo nazionali. vedere però, ecco, sì? Vasco Rossi, magari lo facciamo vedere adesso, le scintille tra Vasco e Salvini su questo nuovo codice della strada, il tema del duello a distanza e il riferimento all'uso però delle droghe. In questo caso il rocker dice vai in carcere se hai fumato la settimana prima, e il ministro invita il cantante a parlare con i familiari delle vittime appunto della strada e dire prova a sentire appunto i racconti delle madri e dei padri che vivono chiaramente quotidianamente la disperazione di aver perso un figlio, e poi vediamo se non cambia idea. Allora, certamente ancora si parlerà e si continuerà a parlare del nuovo codice della strada, ma intanto ci avviciniamo sempre più al Natale e allora facciamo una visita alla Christmas Town, la città di Natale, una grande attrazione a Catania per i più piccoli ma anche per gli adulti. Vediamo. Buon Natale, metto la mamma, c'è il Grinch, c'è il Grinch. Oh, 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 buon Natale a tutti! Una bella atmosfera natalizia per i bambini, ma abbiamo visto anche per mamma e papà. Emanuela, partiamo da qui per arrivare dove? Partiamo da qui per arrivare insomma a Catania, che ha inaugurato, ha presentato pochi giorni fa appunto il ricco calendario di iniziative per questo Natale, oltre al Christmas Town che già è stato inaugurato all'inizio di dicembre. Un altro evento è questo, la Notte Bianca che inaugura, siamo sulla Sicilia, la kermesse di appuntamenti per il Natale dei cittadini. Pienone, le vie del centro subito affollatissime. Il sindaco trantino dice una rinascita che rende orgogliosi pure i catanesi che vivono lontano. È stato un fine settimana appunto abbiamo visto anche delle immagini, delle foto con la via Etnea piena di cittadini che appunto passeggiavano per godere di questa atmosfera natalizia. Allora, adesso andiamo a sentire invece qualcosa di sportivo, di calcio soprattutto. Non è stato un fine settimana felicissimo per le formazioni siciliane. Alla fine l'unica squadra che ha vinto è stato il Trapani per il debutto di Ezionino Capuano sulla panchina granata. Le altre
hanno tutte perso. Ha perso il Catania in casa con il Potenza, ha perso il Messina ancora una volta in trasferta e ha perso ieri il Palermo in casa al Barbera contro il Catanzaro. Una sconfitta che ha scatenato le proteste e comunque chiaramente i malumori della tifoseria rosanero. Sentiamo. Sconfitto, contestato e in crisi. Una domenica bestiale per il Palermo, KO al Barbera per 2-1 contro un Catanzaro coriaceo e concreto. Arriva in un pomeriggio di pioggia anche la prima contestazione della curva nord rosanero nei confronti di alcuni dirigenti come Gardini e De Santis. Fallimento totale, scrivono in uno striscione i supporters palermitani, delusi dai risultati di una squadra che è senza GPS ed è sempre più in balia delle onde. Vince il Catanzaro con merito, formazione pratica e cinica, la rivincita anche dell'ex Pigliacelli, bravo a neutralizzare alcune conclusioni dei siciliani. Dionisi, contestato anche lui dai tifosi rosanero, mette in campo una formazione inedita. Ledo Aron gioca a centrocampo e si alterna con Di Mariano, in avanti fuori ancora Brunori, dentro Henry e Biasci al pronti via dopo un'azione tambureggiante a portare però avanti i calabresi. Piovono fischi per il Palermo che non riesce a rimettersi in piedi, gioca male e crea poco. Catanzaro che si affida alle ripartenze provando a mettere a nudo i limiti della banda di Dionisi. Ledo Aron di testa, Pigliacelli salva, poi al 33esimo il pareggio dei siciliani, sponda per Nicolao che da posizione ravvicinata insacca la palla del temporaneo pareggio. La gara però non cambia, il Palermo appare leggermente più vivace ma non riesce a passare in vantaggio. Nella ripresa rosanero in avanti, al 18esimo ci prova Ranocchia da fuori e il pallone lambisce il palo alla destra di Pigliacelli, dentro Brunori che si impegna subito, il Palermo ci prova ma è il Catanzaro all'83esimo a trovare la rete del vantaggio con questo gran gol di Pompetti. Il Palermo è al tappeto, surclassato dai fischi e crisi nera per i siciliani, fuori anche dalla zona playoff. Speriamo che la prossima settimana in qualche modo possa regalare un po' più di serenità alle formazioni siciliane, le principali formazioni siciliane, ma intanto ancora si continua a parlare di questa sconfitta interna del Palermo con Dionisi che resiste al suo posto, dice non mi dimetto, però possiamo vedere cosa scrivono i giornali. Però Dionisi si è assunto anche la colpa. Si è assunto la responsabilità, sì, certamente, però sa che il suo progetto in questo momento è un progetto che non sta dando i risultati sperati. Lui resta al suo posto, bisogna vedere cosa dirà il City Group facendo l'analisi poi per quello che è, diciamo, la pausa di fine anno. Certo, la panchina sua in questo momento non è così salda. Intanto vediamo la prima pagina del Giornale di Sicilia che dedica proprio la fotonotizia alla Palermo, Serie B, e scrive un'altra catastrofe in casa per il Palermo, fischi e contestazioni. I rosanero sconfitti 1-2 dal Catanzaro, inutile il gol di Nicolau, cori contro Dionisi e il direttore sportivo De Sanctis. Poi c'è anche la Serie A, l'Atalanta e il Napoli che tentano la fuga e la Serie C, il Trapani, la Cura, Capuano ridà slancio, come dicevi tu. È l'unica siciliana che questo fine settimana non ha subito delle sconfitte. Stiamo parlando di professionisti, chiaramente delle formazioni professionistiche. Chiaro. Tra l'altro oggi giornata ricca di appuntamenti sportivi, Angelo. Come no, incominciamo alle 14:30 con Anteprima Corner, poi ci ritroveremo in serata 20:45 sempre su Telecolor, stavolta con Corner, puntata estesa, cercheremo di capire qual è il male oscuro, se è un male oscuro del Catania. Allora, vediamo anche le altre prime pagine, gli altri argomenti di oggi. Restiamo anzi sul Giornale di Sicilia, vediamo l'apertura. Un tesoretto per gli alberghi. Sul piatto ci sono 136 milioni di euro per le strutture ricettive siciliani, compresi villaggi, ostelli e B&B. Possibile usare i fondi per nuove destinazioni d'uso. L'assessore aiuti attesi da 8 anni, corsa contro il tempo per pubblicare il bando entro fine anno o i soldi si perdono. Priorità a chi recupera immobili inutilizzati da almeno 5 anni. E poi vediamo altre notizie, l'abbigliamento che è in piena crisi, le vendite vanno a
picco le organizzazioni, finito l'effetto Black Friday, cali anche del 50% rispetto all'anno scorso. Ancora la manovra per le scuole paritarie, NASPI e flat tax, le ultime novità, pronti gli emendamenti della maggioranza, in commissione opposizioni all'attacco. Vediamo nel taglio basso per la cronaca: ad Agrigento sparati 30 colpi contro un negozio, intimidazione per il proprietario, tappeto di bossoli davanti alla rivendita di frutta e verdura. E poi si torna a parlare dell'incidente, del tragico incidente mortale avvenuto venerdì notte a lutto a Villafrati, giovani morti, luminarie spente e spettacoli sospesi, accertamenti sull'auto, il tachimetro fermo a 80 km orari. Ricordiamo un incidente, un'auto che si è scontrata con un camion, il bilancio è di 2 morti e 3 feriti, di cui uno particolarmente grave. Andiamo a vedere le altre prime pagine, andiamo alla Sicilia di oggi. Intanto 4 miliardi scippati al sud. L'ex ministro Dem Provenzano stronca la versione Mini sulla decontribuzione appunto per il sud Italia. Confindustria Catania, primo segnale, ma si allarghi la platea di imprese. E ancora la manovra, il testo è invotabile, caos, emendamenti, le opposizioni in trincea. Palazzolo. È tutta rosa, la prima azienda a cavallo tra le due ZES. E poi vediamo, c'è chi dice no, questo è il titolo che oggi ha scelto la Sicilia, appunto ricordando un famoso ritornello di Vasco Rossi, e vediamo appunto il rocker anche con un gesto abbastanza eloquente: nuovo ordine della strada, botta e risposta tra Salvini e Vasco sulle sanzioni in caso di uso di droghe. C'è questa notizia che è molto carina, la vediamo nel taglio basso. È una storia che arriva da Siracusa. Coiffeur di Siracusa regala taglio e piega alle donne bisognose. Una bella storia così da mettere sotto l'albero. Ogni tanto raccontiamo come stampa naturalmente di queste persone che aiutano il prossimo, chi ha più bisogno. E poi vediamo in alto invece, in piazza con le fasce tricolori, siamo da soli, più sicurezza, questo dopo le minacce al sindaco di Campobello di Licata, al quale un uomo ha puntato una pistola contro. Ancora scontro Toghe e governo, lo vedremo meglio tra poco. La ANM, la riforma Nordia, uno strappo alla Costituzione, i magistrati vanno verso lo sciopero. Andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud con gli ospedali in primo piano, proposte per Messina, i posti letto di Policlinico, IRCCS, Papardo e i nuovi reparti. Cosa prevede il piano consegnato a Palermo dalle aziende sanitarie. E poi c'è questa storia oggi in primo piano, vediamo questo giovane che fa un appello, accanto alla foto del padre: cerco mio padre che è prigioniero in Siria dal 2012. L'appello è di Walid, figlio di Abdul Latif Queder, che appunto è scomparso in Siria nel 2012. Lui dice: l'hanno preso i soldati del regime di Assad, e da allora non abbiamo avuto più notizie. Se qualcuno sa qualcosa ci contatti. Questo ragazzo è uno studente di 25 anni che vive a Messina ormai da parecchio tempo. Suo padre, italo-siriano, invece conosciuto a Messina perché è stato per tanti anni segretario amministrativo della facoltà di giurisprudenza. Di quest'uomo non si sa più nulla ormai da più di 10 anni. Restiamo a Messina, vediamo, la città ha ricevuto più acqua di quella ceduta a Taormina. E poi ancora intelligenza artificiale e istituzioni pubbliche, l'analisi della UIL e questa notizia: la regione che stanzia 136 milioni per ristrutturare e abbellire tutti gli alberghi dell'isola, un vero tesoretto per il settore. Andiamo a vedere velocemente appunto questa notizia: fondi agli alberghi da ristrutturare, la regione deve investire subito 135 milioni per scongiurare il rischio che siano revocati. Quindi la notizia che abbiamo visto in apertura sul Giornale di Sicilia: ha approvato il piano dell'assessore al turismo, servirà a finanziare
finanziare hotel, villaggi, case vacanze e B&B. Il bando è in corso di pubblicazione. E poi, a proposito dell'assessore al turismo Elvira Mata, ricco budget per le case cinematografiche. Sul piatto ci sono pure i soldi per film e serie televisive. Vediamo un'ultima notizia, Angelo, a proposito del Natale. Prima vedevamo che il commercio è in crisi nell'isola e soprattutto le vendite legate agli acquisti di Natale, quindi Natale amaro con vendite a picco, perché l'abbigliamento si compra soprattutto online. Questa è l'analisi di Confcommercio e Confesercenti. Grazie Emanuela, torniamo da te fra pochi minuti per leggere invece i quotidiani nazionali con le notizie che arrivano dall'Italia e anche dall'estero. Intanto, come ogni mattina, adesso apriamo il nostro collegamento con la polizia stradale, con diciamo il compartimento della Sicilia orientale. Buongiorno, vedo già collegato con noi da Giardini Naxos l'assistente capo Giuseppe Arena. Buongiorno, quali sono stamattina le criticità, se ci sono o se altrimenti la situazione è abbastanza diciamo fluida sulle nostre strade? Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Per fortuna oggi non si registrano particolari criticità sulla rete autostradale della Sicilia orientale. Rinnoviamo l'invito a prestare massima attenzione in autostrada 18 tra gli svincoli di Giarre ai Cireale per le code che si creano a causa dei cantieri che insistono sulla zona. Quindi raccomandiamo sempre di fare la massima attenzione. Segnaliamo il solito traffico anche sulla tangenziale di Catania direzione Siracusa e sulla 18 DIR tra gli svincoli di San Gregorio e Catania Centro. Inoltre sulla strada stradale 192 sulla Valle del Dittaino per dei lavori sul ponte Dittaino verrà interrotta la circolazione sulla strada stradale 192, per cui si consiglia di percorrere l'autostrada 20 con un percorso alternativo tra Catena Nuova e Catania. Per quanto riguarda l'autostrada A20, ricordiamo che nelle ore notturne verrà interdetto il traffico tra gli svincoli di Rocca di Caprileone direzione Palermo, e quindi invitiamo sempre come al solito di prestare la massima attenzione. Vorremmo anche ricordare agli automobilisti di fare la massima attenzione quando questi per motivi di emergenza dovranno fermarsi sulle corsie di emergenza dell'autostrada. Quindi ricordiamo di fermare il veicolo quanto più possibile sul margine destro della stessa corsia e di fare attenzione che nel portabagagli sia ben custodito il triangolo, perché spesso capita che qualche automobilista distratto dimentica di controllare. Con questo è tutto e anche per oggi dalla Polizia Stradale vi auguriamo buona giornata e buon viaggio. Grazie come sempre per la vostra puntuale, diciamo per il vostro puntuale racconto di quanto accade sulle strade e autostrade di competenza della Polstrada in Sicilia orientale. Buon lavoro, adesso diamo uno sguardo a quello che succede invece alla viabilità a Catania. Qui siamo al Tondo Gioieni, siamo sulla circonvallazione, nonostante sia lunedì quello che viene fuori, quello che stiamo vedendo è che diciamo, il traffico sia abbastanza fluido, non ci sono particolari rallentamenti. Certo, chiaramente l'ora di punta impone massima attenzione perché ci sono tante automobili per strada, tante le persone che si muovono per andare al lavoro, ma anche in questi giorni di festa sono pronti per lo shopping natalizio. Ci dobbiamo fermare adesso qualche minuto, poi dopo riprenderemo la lettura dei quotidiani, andremo ancora da Emanuela Corsi, stavolta le notizie dall'Italia e dall'estero con i giornali nazionali. A dopo. Rieccoci di nuovo in studio, è il momento della rassegna stampa con i quotidiani nazionali. Emanuela Corsi.
Sì, Angelo, partiamo dal Corriere della Sera con in primo piano Meloni, il suo discorso a conclusione della 8 giorni di Atreju, la kermesse appunto di Fratelli d'Italia che si è tenuta al Circo Massimo di Roma. Meloni attacca e rilancia la Premier contro Schlein, Prodi e Landini. Il 2025 sarà l'anno delle riforme. Il PD commenta arroccata tra i palazzi, non conosce il paese, e poi manovra la protesta delle opposizioni. Oggi c'è un'intervista anche a Tajani sul Corriere, daremo più aiuti alle imprese che esportano. E poi Stefano Bonaccini, presidente del PD, che invece dice il Movimento 5 Stelle si indebolisce se rifiuta l'alleanza, quindi il famoso campo largo. Andiamo a vedere altre notizie. Intanto la fotonotizia di oggi, ma più o meno quasi tutti i quotidiani la dedicano a lei, a questa ragazza Ottavia Piana, è una speleologa di 32 anni che si trova sottoterra esattamente come un anno fa nella Bergamasca, ferita e in trappola, corsa per salvarla. Lei stava cercando di esplorare le profondità di Bueno Fonteno, è a 500 metri sotto terra. Già l'anno scorso era avvenuto lo stesso incidente. Nella stessa grotta, Nella stessa grotta. E poi è stata tratta in salvo. Dopo 48 ore. Sì, dopo 2 giorni, esatto. Forse questa volta ci vorrà di più, perché si trova in un punto ancora più profondo rispetto a quello precedente. Comunque adesso magari vediamo all'interno. Intanto vediamo le altre notizie. Un femminicidio, un caso che è avvenuto 30 anni fa. Dopo 30 anni l'ergastolo inflitto a quest'uomo che è stato condannato per un delitto commesso in Svezia, carcere a vita per il pizzaiolo e ristoratore Salvatore Aldobrandi, che oggi ha 75 anni, originario di Cosenza, ma da anni residente a Sanremo perché aveva ucciso la 21enne Sargonia Danca, di origini irachene ma naturalizzata svedese, che era svanita nel nulla nel pomeriggio del 13 novembre del 1995. E dopo 30 anni questo cold case si è risolto ed è stato appunto condannato all'ergastolo quest'uomo che l'avrebbe fatta a pezzi. E c'è una notizia che arriva da Roma molto interessante, che ha in qualche modo è legata alla violenza sulle donne. Sì. Questa vicenda del concertone di fine anno con Tony F che è fuori. Esatto, Roma ha deciso, Tony F fuori dal concertone. Le polemiche sul trapper le andiamo a vedere. Che cosa è successo? Intanto Tony F non canterà, la marcia indietro di Roma, il comune interviene dopo le polemiche. La vicenda è questa, lui è un esempio negativo, testi sessisti e violenti. Queste sono le accuse che hanno portato il comune di Roma a chiedere un passo indietro appunto a Tony F dal concerto di Capodanno. Sui social però c'è chi difende il trapper ritenendo la polemica sconcertante, qualcun altro parla di liste di proscrizione di sillana memoria e accusa il Campidoglio di ipocrisia. Ma la stessa polemica un po' riguarda anche Sanremo, perché Tony F è uno dei nomi appunto che salirà sul palco del prossimo festival. Aspettiamo di capire se a meno che non è un precedente questo e si fa una pulizia anche lì, altre liste di proscrizione. In effetti comunque già tempo fa avevamo proprio parlato di questa notizia, perché tanti nomi che saliranno sul palco dell'Ariston sono dei trapper molto amati, tra l'altro, perché Tony F è uno sicuramente dei più amati delle nuove generazioni, però i testi sono spesso un inno anche alla violenza, inneggiano alla violenza sulle donne, le frasi spesso sono sessiste, sono volgari, quindi insomma staremo a vedere cosa succederà. Intanto è fuori dal concertone di Capodanno. Vediamo Repubblica di oggi, Meloni contro tutti. Nel comizio di chiusura di Atreju difende i centri per migranti in Albania e attacca Schlein, Landini e Prodi. La segretaria del PD dice ormai arroccata nel palazzo, il fondatore dell'Ulivo costretta a riscrivere la storia. E poi duello sulla manovra, le opposizioni, impossibile votarla. Ancora vediamo la fotonotizia dedicata ad Ottavia intrappolata nella grotta. Andiamo a vedere appunto che cosa sta succedendo. Speleologa in trappola, incidente bis nella grotta.
pare che si ricorrerà all'esplosivo per liberarla. Lei è caduta e si è ferita nell'abisso Buenofonteno a meno 500 metri. Come dicevamo, le era già successo un anno fa, raggiunta dai soccorritori, ci vorranno 5 giorni probabilmente per salvarla. Lei comunque ha fatto sapere, dite al mio fidanzato, che sto bene. E qui vediamo l'abisso Buenofonteno, che è la grotta più estesa della Bergamasca e tra le prime 20 d'Italia per lunghezza. È caratterizzata da grotte, canyon e pareti verticali per una lunghezza di 19 chilometri. È stata scoperta nel 2006. A fine 2012 è stato scoperto un nuovo labirinto sotterraneo, proprio la grotta Nueva Vida, a ridosso dell'abisso Buenofonteno, ma qualche centinaio di metri più in alto, con circa 10 chilometri di sviluppo e una profondità di 500 metri. Ecco, il cammino inesplorato è questo. Questo è il punto dove si trova la speleologa, più o meno un po' più di metà percorso. Questa parte in basso è ancora quella che non è stata esplorata. A quanto pare un posto straordinario, per questo che già per la seconda volta questa esploratrice si cimenta. Ecco, qualcuno magari ha storto il naso, visto che già il secondo incidente in un anno, però chi parla, chi la conosce, dice: Ottavia, l'esploratrice che sfida l'ignoto, non è incosciente. Ogni weekend arrivava con l'attrezzatura al campo base, era in un tratto nuovo, solo persone super competenti come lei possono affrontarlo. Vediamo la stampa di oggi. Anche qui a Treiu il manifesto di Meloni: apro i centri in Albania, libero i giudici e faccio le riforme. Landini, folle parlare di rivolta sociale. E poi invece la fotonotizia è dedicata in questo caso alla Fagnani. Fagnani che ha spopolato in questi giorni soprattutto con un video, un'intervista che lei ha fatto durante il suo spettacolo Belve a Teo Mammucari, una intervista brevissima ma di cui si è parlato tanto, e lei parla proprio agli uomini: cari uomini, rispettateci, intervista ecco alla conduttrice di Belve che parla della fede, la famiglia e poi del caso Mammucari naturalmente all'interno della stampa di oggi. Andiamo ancora a vedere il tempo, la sfida di Giorgia: l'Italia cambierà questa Europa, questo è stata la sua promessa. E poi dicevamo scontro tra governo e ancora magistratura. Santa Lucia attacca ancora, l'ANM lancia la mobilitazione anti-riforma della giustizia, comitato operativo subito. Il giornale di oggi, vediamo, parla la Meloni: mi piace deludere la sinistra, ma soprattutto ti faccio vedere questa foto di Sofia Goggia che torna. Una bellissima foto. Torna alla vittoria. Ha vinto il Super G di Beaver Creek. Ma ricordiamo che lei ha avuto un infortunio che l'ha tenuta ferma per 11 mesi, quindi dall'infortunio al trionfo Goggia, rientro da fenomeno. Tra l'altro lei ha ballato anche il samba per festeggiare, quindi è stata veramente una bella immagine di gioia. Andiamo a vedere il resto del Carlino. Allora, qui vi faccio vedere anche a casa, si torna a parlare di Bologna, degli affitti di Bologna. Ricorderai il famoso appartamento che poi era una stanza ma circa 700 euro al mese. Ecco, Bologna proibita fino a 1.300 euro per una stanza e clausole folli. Praticamente si è scoperto che Bologna è una delle città più care in assoluto in Italia per quanto riguarda gli affitti, soprattutto a chi? A studenti e a fuorisede. Già in generale c'è una crisi del settore perché è difficile riuscire a trovare delle case in affitto, delle stanze in affitto, però quelle poche che ci sono a prezzi esorbitanti. Quindi viaggio nel capoluogo emiliano, dove nel 2024 i canoni sono cresciuti del 5,4%, rincari mai così alti da 30 anni. Per lavoratori e studenti trovare un alloggio è un incubo. I proprietari dicono colpa del costo della vita che è aumentato. E poi, per quanto riguarda il Natale degli italiani, a quanto pare ci sono più paure e meno regali. Crescono le paure dei nostri connazionali.
Grazie Emanuela. Allora con te ci ritroviamo più avanti nel corso della mattinata. Adesso ci fermiamo, guardiamo le previsioni meteo e subito dopo i primi ospiti di questa giornata, di questo Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di lunedì all'insegna del bel tempo su tutto il nostro territorio grazie alla pressione atmosferica che tornerà ad aumentare e dunque sulla Sicilia sarà una giornata ampiamente assolata in un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cielo sereno al più lievemente velato. Attenzione però ai venti che ovunque soffieranno sostenuti con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il tutto con valori massimi che localmente tenderanno anche a prendere qualche grado. E dunque nella giornata di martedì poche variazioni. L'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica con sole protagonista e con clima asciutto. Il tutto con temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Localmente infatti si raggiungeranno ancora i 17-18 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Eccoci, buongiorno ancora e benvenuti a Buongiorno Sicilia. Con noi questa mattina in studio Maria Elena Nicotra, buongiorno. Industria 01 sì. E poi un volto conosciutissimo. Non ti viene neanche la voglia di dire. No, dico conosciutissimo. Gino Astorina, come stai? Buongiorno a te, ai tuoi telespettatori, come stai? Io benissimo. Tu? Bene. Sei venuto in Vespa stamattina? Sono venuto in Vespa, la giornata fuori ma si capisce anche dai capelli, guarda. Hai utilizzato il casco? Certo, sempre. È un messaggio che bisogna passare obbligatoriamente ai giovani, ai meno giovani, a tutti, il casco. Sai, perché si discute tanto in questi giorni del nuovo codice della strada. Vero, hai ragione. Monopattini, casco. Beh, noi parliamo d'altro oggi. Sì, parliamo d'altro, ma parliamo sempre comunque della nostra realtà, parliamo della Sicilia, di Catania in particolare, nella circostanza, perché c'è uno spot che in qualche modo è uno stimolo, un pungolo, no? A fare bene, ad essere precisi, a rispettare le regole, quelle chiaramente anche della raccolta differenziata. Come nasce questo spot? Lo chiedo a Maria Elena. Dobbiamo fare un passaggio indietro. Come nasce la campagna di comunicazione ambientale di cui questo spot fa parte? Tu parti direttamente. Dobbiamo cercare di essere molto... Non abbiamo tutto questo tempo. No, sarò breve. Catania e Casa, così si chiama la campagna di comunicazione ambientale che ha voluto il Comune di Catania e il sindaco Enrico Trantino. Nasce dall'osservazione e dalla presa di coscienza della situazione che ci circonda. Catania è una città bellissima, ma questa bellezza è troppo spesso contrastata dalle cattive abitudini di noi cittadini. Quindi uno spot, ma una campagna intera per fare appello al senso di appartenenza alla nostra città, alla responsabilità di ognuno per il bene di tutti. Gino. Ma ha parlato benissimo, io a questo punto devo dire grazie di tutto. Grazie a te. Ce ne andiamo? Sì, perché ha detto tutto però bene. Dire, tra i tanti testimonial, tra i c'è tanti anche, volti, c'è anche Gino che c'è anche dobbiamo quello di ringraziare, Gino Astorina. Sì. Mi piace aver prestato il mio volto per una cosa molto importante, per il lavoro che faccio. Perché siccome io mi lamento sempre, ho sempre qualcosa da ridire all'amministrazione, ai cittadini, un po' brontolone, molto brontolone, sarà anche l'età, però non mi posso solamente lamentare e non fare qualcosa per la mia città. Allora, per avere la giustificazione di potermi lamentare, devo fare qualcosa per la mia città. Così posso dire, io ho fatto qualcosa, tu? Immagino, ma adesso lo chiedo a te, poi chiederemo anche altre cose di carattere più tecnico a Maria Elena. Secondo te perché c'è questa resistenza? Da cosa nasce questa resistenza a non volere, diciamo,
adeguarsi a quello che è il nuovo corso. Noi catanesi soffriamo di una malattia che veramente si becca quando si nasce a Catania, che è la catanite. Ma è un problema che riguarda, tu stai parlando dei catanesi, ma la Sicilia da questo punto di vista ci sono degli esempi virtuosi, attenzione. Infatti è questo il fatto, anche nella stessa Catania ci sono degli esempi virtuosi, ci sono determinati paesi che sono stati anche i primi in Italia, sono stati anche premiati in quanto comuni virtuose. Noi abbiamo una certa avversione e non capisco perché aspettiamo che siano sempre gli altri a fare qualcosa, perché noi non vogliamo essere primi. Ah, ma allora se quello non fa la raccolta differenziata, ma se non si ritirano la spazzatura, se non, la devo fare io, ma bisogna cominciare da qualche parte, no? Bisogna. Io volevo tornare sull'idea, no? Abbiamo cercato di dare il buon esempio. Stiamo semplicemente questo è il primo spot che è andato in onda lo scorso luglio, quando la campagna è iniziata. La campagna è attiva tutt'oggi con dei nuovi spot che cavalcano un po' lo spirito natalizio. Hanno protagonista Gino, che ha prestato il suo volto a sostegno della campagna, ma qui ringraziamo il grandissimo Tuccio Musumeci, che anche lui, come altri testimonial, si è prestato a questa campagna. E in quest'ultima fase natalizia vedremo appunto il Natale nelle case dei catanesi. Abbiamo un protagonista che è Babbo Natale, finale a sorpresa, non faccio spoiler, dal 26 dicembre sarà in onda questo grande finale. Ma allora, ma i catanesi, voi che avete ideato la campagna, come li avete analizzati? Cioè, come li avete visti questi catanesi che, stiamo parlando di Catania in questo caso, attenzione, perché? Prima ho chiesto, lui parla della catanite. Della catanite, è un'infiammazione. È un'infiammazione, sì, che viene alle vie respiratorie quando si vive a Catania, si nasce a Catania. Esiste veramente questo problema? Oppure un problema culturale anche? Allora, noi l'abbiamo rintracciato in un mix tra un problema culturale e una sorta di indolenza anche. Ecco perché abbiamo scelto di dare il buon esempio, perché lì, mostrando che è semplice abbandonare le cattive abitudini e invece acquisirne quelle buone della raccolta differenziata, è semplice, non ci vuole niente. Tuccio ce l'ha urlato, così come ce l'ha urlato un'altra testimonia, il Carmen Consoli, ma ci sono stati tanti che si sono prestati, Mario Biondi, Marco Biaggianti, Alberta Santuccio, Fresca di Fioretto, ognuno a suo modo hanno cercato di dare il buon esempio per questa campagna. È semplice, non ci dobbiamo nascondere dietro l'alibi dell'altro, il mio vicino di casa non fa la raccolta differenziata perché lo devo fare io. Dai il buon esempio tu, inizia tu. E poi ti puoi lamentare, solo dopo. Io sono sempre contro il lamento. No, nel senso, scusami, è perché mi stiamo acchiappando, no, sto dicendo perché bisogna cominciare, non deve aspettare che sia l'altro a dare l'esempio. Gino, ma perché, adesso forse un po' meno perché ci sono tanti controlli, tante telecamere in giro, c'è questo sport, è vero, che è quello del lancio del sacchetto della spazzatura. Ma perché per tanto tempo c'è stata indolenza? Dobbiamo essere anche sinceri, per tanto tempo noi siamo stati invasi da quella che è la spazzatura. Io ne ho fatto anche un po' una fortuna con un monologo sulla spazzatura, perché parlavo, tu hai detto una cosa giustissima dello sport, dei vari sport, come buttare la spazzatura dal finestrino, dal balcone, in corsa, lancio con la Vespa, tutta una serie di specialità che forse solo a Catania. Ma perché abbiamo sempre avuto un percorso, camminiamo per strada e vediamo la spazzatura, ci allontaniamo e purtroppo non c'è una sola zona di Catania dove poter dire guarda, è un esempio. E allora c'è stato questo degrado, cominciamo ad invertire la rotta, che forse è questa, e non guardiamo gli altri, pensiamo noi ad essere i primi. Dal vostro punto di osservazione, la campagna, da quando è partita ad oggi, ha avuto degli effetti? Lo chiedo poi anche a Gino. Sì, ha avuto degli effetti. Siamo partiti da soli. Io oggi rappresento Industria 01, ma è un lavoro corale che è stato fatto insieme ai ragazzi di Catania Studio, insieme a Grounds Oranges e la regia degli spot e la loro. Siamo partiti più o meno da soli, amministrazione e noi. Facciamo. Poi si sono trovati insieme a noi tante associazioni sul territorio, Clean Up Sicily per dirne una. Abbiamo scoperto che c'è una rete di volontari che già fa tanto sul territorio e lo faceva prima di noi. E insieme i cittadini pian piano
piano, lo vediamo ad esempio dai commenti sotto i post sui canali social, sono partiti molto restii, molto duri, anche un po' cattivelli, perché dietro una tastiera siamo tutti leoni. Oggi sono più morbidi e hanno apprezzato lo sforzo, il fatto hanno compreso bene che l'amministrazione comunale con questa campagna sa che è un problema i rifiuti e sta facendo qualcosa per mitigare la situazione, per cercare di risolverla. Ci auguriamo, ecco, il lascito che ci auguriamo di questa campagna è che sia veramente... che si possano raccogliere frutti importanti. Fate i bravi, sempre, sì. Faccio la stessa domanda che ho fatto a Mariana. Sì, perché a proposito di sport utilizzo il tuo termine perché è azzeccatissimo. A proposito di sport, lo sport è quello di denigrare. Allora, una volta a me un signore ha detto: nella vita ricordati che uno non fa, non sbaglia. Ed è una delle cose più brutte al mondo. Io preferisco sbagliare, non una volta, 1000 volte, ma fare qualche cosa. Perché denigrare è la cosa più facile, la cosa più semplice. La prima volta che i ragazzi hanno ideato e messo in onda i loro spot, la prima cosa che si è detto: gli stanno spendendo sta 8 soldi. Senza sapere che poi alle spalle c'è un gruppo di lavoro, ci sono anche dei testimonial, e io lo dico, e Mariella ne può essere lei testimone di quello che sto dicendo, offrono il proprio lavoro gratuitamente, perché bisogna amare questa città, bisogna partire da una cosa: amare questa città. È una frase non mia, purtroppo di un presidente molto amato che ci finì, come che ci finì, diceva: cosa puoi fare tu per la tua città, non chiedere cosa la tua città può fare per te. Per la cronaca, John Fitzgerald Kennedy. Una così, mi viene una cosa così, ma preparai perché stamattina sapevo che c'era Angelo. Certo, quindi per questo. Siamo quasi in chiusura, abbiamo detto che non dobbiamo spoilerare, non dobbiamo dire che cosa succede, però che cosa ci dobbiamo aspettare con gli altri spot, con questo ultimo spot? Allora, in realtà si tratta di un unico spot appunto natalizio. Che è la campagna di chiusura? Esatto, che però è la campagna di chiusura. Vedremo, che verrà però diffuso in 4 pillole video sui social. Tutti i cittadini possono seguire principalmente dall'account del Comune di Catania su Instagram, ma anche Catania e Casa su TikTok, sulla pagina Facebook. Lì ci sono degli altri, oltre agli spot, anche contenuti educativi, informativi. Sotto le feste può essere importante sapere se cambia qualcosa della raccolta differenziata, e ci saranno delle altre iniziative, quindi finale a sorpresa, assolutamente. Gino. Tenete a disposizione perché forse si avrà bisogno anche di te, va bene? Assolutamente. Allora, intanto grazie per essere stati questa mattina con noi. Catania è pulita, ma Catania deve restare pulita, deve essere nel futuro pulita, ma deve essere tutta la Sicilia pulita. Tutta. Perché le criticità maggiori sono nei grandi centri, nelle città metropolitane si hanno le difficoltà maggiori. I piccoli centri, i piccoli comuni, le piccole realtà probabilmente hanno riescono a farlo meglio, perché chiaramente i numeri sono diversi, attenzione. Certo. E poi probabilmente c'è la possibilità di una comunicazione forse porta a porta ancora più immediata, mentre le grandi città metropolitane hanno una maggiore difficoltà a fare, diciamo, a fare passare questo messaggio, a farlo arrivare lontano. Ci dobbiamo impegnare tutti quanti. Oppure possiamo fare una cosa, Angelo, diciamo così. Però non lo sente nessuno. No, non lo sente nessuno. Dobbiamo eventualmente far capire agli stranieri, ai turisti che vengono, che quello è un prodotto tipico siciliano. Come se fosse un monumento? No, come se fossero dei gadget. Ognuno se ne può portare un poco. Ognuno si può portare un sacchetto, si può portare un sacchetto. Risolverebbe il problema. Non pagheremo neanche l'esportazione, diciamo. Grazie a Maria Elena Nicotra, grazie a te, a Gina Storina per essere stati con noi questa mattina. Noi ci dobbiamo fermare ancora, ma fra poco saremo di nuovo insieme, parleremo d'altro, cambieremo tema come facciamo ogni mattina qui a Buongiorno Sicilia. Restate insieme a noi. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia e do il benvenuto e il buongiorno a Luana Rondinelli. Buongiorno. Buongiorno. Attrice, regista, parleremo fra poco di un corto particolare. Vorrei sentire a proposito e vedere qualche frame, qualche momento di Assunta. Vediamo. Io sono Assunta. Questo nome mi faceva schifo. Assunta.
Certamente, il posto è mio, ma io non sono di nessuno, tranne che di mio figlio. Ma ora la trovai la forza di nascere da sto inferno. A mia mi interessa solo di salvare mio figlio. Allora, abbiamo sentito i contenuti di questo corto. Chi è Assunta? Vogliamo raccontarlo? Perché Certo. non si capisce, anche se qualche cosa si intuisce. Assunta intanto è la mia prima figlia cinematografica. Io vengo dal teatro, come sai, e quindi questo è stato il mio primo viaggio dietro la macchina da presa, con una madrina d'eccezione, come hai visto, che è Donatella Finocchiaro. Assunta parla di affido familiare e della storia di questa donna che vive ai margini, che vive una vita in difficoltà, una vita di violenza domestica, e ha un figlio, Mattia, che vuole proteggere a tutti i costi, a cui vuole dare un futuro diverso, e quindi prende la forte decisione di darlo in affido ad un'altra famiglia. Avete girato a Partanna. La scelta perché di Partanna? Perché sono delle location particolari? Ma Partanna intanto Assunta è un cortometraggio fatto di simboli e immagini, e Partanna mi ricordava un po' questo labirinto, queste strade, questo borgo poetico ma al tempo stesso claustrofobico, che dava appunto la giusta connotazione a questo cortometraggio e a quello che volevo insomma, dare ad Assunta. Stasera 20:30 al Conservatorio Bellini di Catania ci sarà la premiazione, perché sei qui stamattina per dire, insomma, che riceverai questo premio. Immagino sarai felicissima, contentissima. Ma sono felicissima, contentissima, mi sono svegliata emozionata. Proprio appena ho aperto gli occhi ho detto eccolo. Non ci si abitua mai in qualche modo ed è sempre gratificante. Sono onorata di ricevere questo premio. È un premio importante, il Sì. premio Domenico D'Anzuso. Premio Domenico D'Anzuso, e affiancare il mio nome ad una personalità così importante, devo dire che ne sono veramente orgogliosa, una personalità che ha lasciato un segno culturale, sociale, artistico in questa città, e non solo, in questa città che poi mi coccola da 10 anni, è diventata la mia seconda casa praticamente, grazie anche al Teatro Stabile e al Teatro Brancati, che mi hanno dato la possibilità di mettere in scena i miei spettacoli anche a Catania. Quindi c'è un particolare legame anche a questo premio, per questo premio insomma, che è catanese, e ne sono veramente felice. Attrice e regista, riesci, diciamo, a destreggiarti molto bene tra questi che sono due ruoli, perché tu nella precedente esperienza arrivi anche da una partecipazione ai Neoni di Sicilia, Sì. dove hai interpretato la principessa Stefania Branciforte, giusto? Che ruolo Che pazzesco! tipo di esperienza è stata quella? Perché sono due cose diverse, no? Sì, allora io nasco come attrice, ho studiato, ho iniziato la mia carriera da attrice, e devo dire che l'esperienza dei Leoni è stata bellissima, con tanti colleghi che stimo e che ammiro, è stato un viaggio molto divertente, e devo dire che la Branciforte non è un ruolo, diciamo, non è un personaggio simpatico, ecco, però paradossalmente ha attirato l'attenzione e la simpatia del pubblico proprio per questa sua cattiveria pungente, e mi sono divertita moltissimo, devo dire. Dal tuo particolare punto di vista, cioè come regista e come attrice, ci puoi dare un termometro su quello che è lo stato di salute del cinema siciliano? È una domanda importante. Io devo dire, mi sto affacciando adesso a livello di scritture, a livello di regia al cinema, e c'è tanta difficoltà.
quello che parlo per la mia esperienza, quello che bisogna fare innanzitutto è cercare sempre di trovare nuovi modi per esprimersi e per riuscire a realizzare, come per esempio questo cortometraggio che ho fatto, perché non bisogna mai mollare, non bisogna mai comunque cedere alle condizioni, ma cercare comunque sia di creare qualcosa. Sicuramente è una situazione abbastanza in disequilibrio, si spera sempre di riuscire a risalire ed è quello che auguro al cinema ma anche al teatro. Per quanto riguarda la tua personale esperienza, che cosa c'è da qui a breve oppure a lunga distanza? Possiamo dire se si sta lavorando, se stai lavorando a qualcosa diciamo di nuovo? Allora, intanto a gennaio sarò qui a Catania con il mio spettacolo Giacominazza, prodotto dal Teatro della Città insieme a Giovanna Mangiù, un'attrice catanese, e saremo sia a Siracusa che al Teatro Piccolo di Catania, e poi ci sono altre cose in ballo. Io devo ricominciare a scrivere perché ho in mente un'altra storia da raccontare e quindi spero presto anch'io di creare, di mettermi in moto e insomma creare delle belle cose. Restando proprio su questo tema, il fatto che tu abbia potuto vedere e vedi il cinema e davanti alla telecamera ma anche da dietro la telecamera, no? Cos'è che ti stimola di più? Devo dire che la mia prima esperienza dietro la macchina da presa è stata abbastanza tosta, nel senso che non è stato facile, ma devo dire che grazie anche alla squadra che mi sono scelta, che è una squadra che mi ha sostenuto, che mi ha incoraggiato fino alla fine a portare avanti questo progetto, alla fine poi il risultato che abbiamo visto è davvero emozionante, e quindi io mi auguro di continuare su questa strada perché ho voglia di creare nuove cose. Insomma, ti intriga, sì, ti intriga. molto. Questa prospettiva, sì, diciamo, è piuttosto, diciamo, allettante. Il premio, lo ricordiamo, è quello che riceverai stasera, premio Domenico D'Anzuso. Dal 2001 ad oggi sono 100 diciamo, i premiati. Tu diciamo... E vuoi che non mi svegliavo emozionata? Quindi stamattina una sorta di trauma per iniziare bene. Mi auguro la tua giornata che possa finire ancora meglio. Grazie per essere stata con noi questa mattina. In bocca al lupo. Viva il lupo. E noi ci ritroviamo fra poco, parleremo d'altro. Stavolta parleremo delle guide, di una guida per i borghi, per i cammini della nostra Sicilia, della nostra regione. Tutto questo fra pochissimo. Buongiorno Sicilia. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, c'è un aggiornamento dalla redazione. Nelle ultime ore c'è stata un'operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Palermo che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 18 persone, di cui 7 in carcere. Sono in corso anche svolgimenti, alcune perquisizioni presso le abitazioni e altri luoghi nella disponibilità degli indagati, nei cui confronti si procede a vario titolo per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, porto abusivo di armi, turbata libertà degli incanti, estorsione, rapina, favoreggiamento personale. Le indagini hanno permesso di fare luce sulle trame illecite poste in essere dalla famiglia mafiosa di Mazzara del Vallo, dunque in provincia di Trapani, disvelando i rapporti verticistici esistenti tra gli affiliati. E adesso torniamo agli ospiti della nostra mattina. In collegamento con noi c'è Maria Cristina Castellucci, collega giornalista e autrice di una guida particolare che si chiama Sicilia, Borghi e Cammini. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie per essere con noi. Da metà novembre la tua guida è in edicola ma anche in libreria, è una guida di Repubblica che è dedicata ai borghi e ai cammini della Sicilia orientale. Attenzione, Sicilia orientale, poi magari ci spieghi perché solo la Sicilia orientale, se c'è un'altra puntata diciamo con la Sicilia occidentale, perché è una sorta di vademecum per riscoprire le bellezze che questa parte della nostra regione
questo lo stiamo vedendo, vedete qui le guide di Repubblica. Sì, tra l'altro la copertina devo dire che mi piace particolarmente perché c'è diciamo proprio la sintesi di quello che noi abbiamo deciso di presentare in questa guida, quindi si vede un abitato, insomma un borgo sullo sfondo che alla fine è sul mare, più un cammino in primo piano, quindi insomma si capisce un po' lo spirito di questo volume che mette insieme bellezze culturali e ambientali soprattutto. Ci sono percorsi, personaggi, c'è archeologia, diciamo c'è tanto ambiente in questa guida. Tu hai scoperto personalmente, sei andata a visitare tutti questi luoghi? Tutti no, purtroppo no, non li ho potuti visitare tutti, è un lavoro di squadra, ho avuto diversi collaboratori, colleghi giornalisti che hanno, come dire, battuto alcuni dei territori al posto mio. Però alcuni li ho effettivamente visitati ed è stato quasi sempre una scoperta, perché insomma ci sono delle località che davvero meritano di essere visitate e che sono spesso fuori dai circuiti turistici importanti, se non sempre fuori da questi circuiti dei turisti, diciamo, più battuti. E quindi penso per esempio ad alcuni borghi della provincia di Catania, per esempio, ma anche nella provincia di Messina. Noi, come dicevi bene poco fa, ci siamo concentrati sulla Sicilia orientale ed è stato come dire, una scelta obbligata, perché le località di cui occuparsi sono davvero tantissime, ogni piccolo paese nasconde un tesoro, si scoprono, non so, nelle chiese madri dei paesi spesso ci sono opere straordinarie, nelle campagne ci sono dei percorsi affascinanti e quindi abbiamo dovuto necessariamente dividerci in due parti. Ci sarà, come dicevi tu, una seconda parte alla fine del 25, dove scriveremo naturalmente della seconda parte dei borghi della Sicilia occidentale. Ma senti, questa è una guida per chi ama un turismo che è fatto a misura d'uomo, cioè ci sono anche delle peculiarità, magari poi cercheremo di capire, perché parli anche di enogastronomia, insomma ci racconti anche di quelle che sono le specialità della nostra terra, nella Sicilia orientale però. Sì, io ho avuto davvero difficoltà a selezionare tutto quanto. Nella guida c'è grande spazio per l'enogastronomia, naturalmente, perché in tutti i piccoli paesi ci sono delle ricchezze da scoprire, non soltanto dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista della gastronomia. Penso ad esempio, mi viene in mente Buccheri, che è un piccolo paese in provincia di Siracusa, dove hanno vinto o comunque sono stati nominati una delle destinazioni gastronomiche d'Europa, per esempio, proprio per la quantità di prodotti che vi si possono gustare, sia diciamo dei prodotti diciamo dell'agricoltura, dell'allevamento, ma anche come pietanze. Quindi come dire, la ricchezza per chi viaggia è davvero a tutto tondo. Possono sia visitare monumenti spesso poco conosciuti, rimanendo ad esempio sempre in provincia di Siracusa, mi viene in mente Buscemi, che sta poco lontano rispetto a Buccheri, dove alle porte del paese c'è questo castello, una rovina di un castello abbandonato, molto bello, molto scenografico, molto piacevole da visitare, ed è un posto affascinante che pochi conoscono al di fuori di Buscemi magari, o comunque della provincia di Siracusa. Hai due testimonial particolarissimi, Domenico Centamore e Ester Pantano, che rispecchiano diciamo, quello che probabilmente c'è dentro, no? Uno è simpatico, estroverso,
E poi la vulcanica, per tornare al vulcano Etna, chiaramente Ester Pantano. Sì, li abbiamo scelti loro insieme con altri per raccontarci il loro territorio, diciamo, preferito. Nel caso di Ester Pantano, per esempio, ci ha raccontato molto di Aci Trezza, che è una località dove lei ama recarsi in vacanza o comunque quando è libera, anche soltanto per andare a prendere il gelato. Mentre invece Domenico Centamore ci ha raccontato Scordia, che questo non è proprio un borgo, è una piccola città in effetti, dove lui torna sempre quando non è impegnato sui set o comunque con il suo lavoro, ed è un posto che lui ama particolarmente e che ci ha raccontato naturalmente dal suo punto di vista. La chiave di questa guida è proprio il racconto dei territori. Noi ogni volta che possiamo troviamo delle persone nei singoli borghi, insomma nei paesi, che ci possano raccontare dall'interno. Non so, a Montalbano e Licona, ad esempio, abbiamo intervistato una signora che lei fa la sarta per le manifestazioni storiche che loro fanno ogni anno, le feste aragonesi, e lei ha questo laboratorio di sartoria dove realizza questi costumi che vengono utilizzati in questa occasione, quindi ci ha dato un punto di vista assolutamente inedito. Insomma, una riscoperta a 360 gradi intanto di una porzione soltanto della nostra regione, della Sicilia, quella orientale. Per l'anno prossimo, a fine 2025, ci ritroveremo per scoprire l'altra metà di questa splendida isola. Grazie a Maria Cristina Castellucci, collega giornalista, autrice della guida Sicilia, Borghi e Cammini di Repubblica. Grazie e una buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie. Allora noi ci fermiamo, sono le pillole di Almanacco e poi scruteremo le stelle con Marco Amato. Oggi 16 dicembre è la giornata nazionale dello spazio. La ricorrenza è stata istituita dal governo italiano nel 2021 e mira a sensibilizzare i benefici della scienza e della tecnologia in ambito spaziale. Il nostro paese è stato tra i primi a mettere in orbita un satellite artificiale interamente realizzato a livello nazionale, dando inizio alla storia di successo dell'Italia nel settore spaziale. Tra i vari scienziati a collaborare alla realizzazione del veicolo spaziale inviato nel 1964 ricordiamo il fisico Edoardo Amaldi. Ma sapete cos'è la superluna? Si tratta di un effetto di aumento delle dimensioni apparenti della Luna vista dalla Terra. Questo è possibile quando la Luna si avvicina alla Terra, apparendo fino al 15% più luminosa e al 30% più grande rispetto alle lune piene normali. Questo accade perché la sua orbita attorno alla Terra non è un cerchio perfetto, ma un'ellisse. Di conseguenza, la Luna a volte si trova più vicina alla Terra, quindi in perigeo, e altre volte più lontana, quindi in apogeo. Allora, dall'astronomia all'astrologia il passo è breve, considerate le pillole del nostro almanacco. Adesso andiamo da Marco Amato stamattina. Il tuo pensiero, buongiorno intanto. Buongiorno. Tazzina con, che cos'è, un lupo? Insomma, una tigre, ecco. Però, insomma... per farmi chiedere che belva mi sento. in tema con l'argomento di oggi, perché Teo Mammucari è oggetto stamattina delle tue riflessioni intanto. Esatto, Angelo, proprio mi ha molto incuriosito perché sono un grande fan di Belve della Fagnani. Diciamo, quest'ultima intervista con Teo Mammucari
Muccari ha fatto molto parlare di sé proprio per l'alterco tra i due e l'abbandono dello studio da parte del Mammucari. Ebbene, c'è una ragione zodiacale perché accade tutto questo? Perché sì, vediamo astrologicamente che belve avevamo in campo, Sagittario e la Fagnani, e Teo Mammucari è il Leone, quindi due segni di fuoco, quindi due segni ad alto impatto energetico sicuramente, ma perché il Leone per adesso ha avuto un'uscita così infelice. Marte, il pianeta che rappresenta l'azione, nel migliore dei casi, un po' l'aggressività negli altri, è proprio nel segno del Leone. Quando un pianeta è normalmente rotante, proprio perché, come diceva poco fa la collega, la Luna non ha un'orbita perfetta, è un'ellisse, no? E dal punto di osservazione, quindi angola azimutale, che sarebbe la Terra, a volte i pianeti possono sembrare che si fermano o che vanno indietro. Ovviamente non è così fisicamente, è una cosa impossibile, ma grazie ai fuochi ottici si definisce un pianeta retrogrado quando appunto sembra andare indietro. Proprio Marte, che è l'aggressività e l'azione, in quel tipo di rotazione nei gradi di Leone, diciamo, non porta molto bene a questo segno zodiacale, proprio perché a volte l'espressione del sé può essere alquanto infelice, proprio perché la configurazione astrale vuole suggerire questo. Sicuramente, e dove abbiamo Marte è sempre il momento più teso nel nostro oroscopo. Per esempio, io sono un Acquario, quindi ho Marte in opposizione, quindi per adesso invece che aggredire, diciamo, vengono meno e si dribbla con più facilità i suggerimenti aggressivi di Marte. I pianeti funzionano un po' così, e dove li mettiamo, dove arrivano nella loro rotazione, che esprimono un concetto. Sicuramente Marte il Leone è un po' autoreferenziale e napoleonico. Sicuramente grazie al successo del programma se ne è parlato e se ne parlerà tanto, e auguro al signor Mammucari magari di avere uscite un pochino meno marziane e meno retrogradanti. Oggi, dopo un weekend con una brillante luna in Gemelli piena di mondanità e di comunicazione, la luna passa in Cancro, è dolce, assolutamente avvolgente, quindi i segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, sono assolutamente avvolti e ammantati da una voglia affettiva assolutamente fluida e avvolgente, mentre invece, se va bene all'acqua, va bene anche alla terra, quindi va bene per Toro, va bene per Vergine, meno al Capricorno perché è in opposizione, quindi il Capricorno dovrà riflettere un po' di più sulle sue relazioni. Se di acqua e fuoco sono un po' più in difficoltà, in particolare Ariete e Leone, che sono un po' più pensierose ed emotivi, quindi ho una pausa, un po' di riflessione, mentre invece il Sagittario sgattaiola abbastanza serenamente tra le cose. Per ultimi gli Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Con questa luna i Gemelli parlano di soldini, quindi i Gemelli oggi sono molto più pratici del solito. La Bilancia c'è la inquadratura, quindi forse probabilmente il lavoro vi prende un po' troppo per adesso, un po' più spazio agli affetti. Acquario abbastanza distante in gradi, proprio per essere esente da queste dolcezze lunari che però nel sogno e nel sonno intervengono notevolmente. Oggi un po' più pigri del solito. E detto questo, auguro a tutta la Sicilia un ottimo buongiorno. Grazie a te, una buona giornata. Marco, ci ritroviamo domani mattina. Torno da Emanuela Corsi con le sue curiosità. Sì, oggi sul Corriere c'è un'intervista a Santo Versace, uno dei tre fratelli Versace, che ha raccontato: a Donatella ho fatto da padre, le firmavo anche le giustificazioni. Tra l'altro Donatella Versace, di cui si parla tanto in questi giorni, perché è apparsa in pubblico totalmente diversa, totalmente rifatta, possiamo dire, cioè veramente con i connotati cambiati. Lei negli anni, insomma, è stata anche rovinata dalla chirurgia estetica, però adesso il nuovo lifting le ha dato veramente un'altra immagine. E poi lui parla della morte di Gianni, che fu un trauma, dice: per anni ho dormito nel suo letto. Santo Versace compie 80 anni, il medico mi ha detto che ho un super cervello
cervello. Mio fratello con me non aveva segreti, e li vediamo qui i fratelli Versace, i due fratelli Versace con, ricordiamo, Gianni che era stato assassinato a Miami. E poi velocemente andiamo a vedere anche una notizia che riguarda il cinema, perché tornano assieme per un film Tom Hanks, Robin Wright. Loro sono stati protagonisti di Forrest Gump, ma anche assieme al regista Zemeckis, che aveva diretto quel film meraviglioso, film Oscar, che ha ricevuto diversi Oscar. Il film si chiama Here, praticamente è una storia che si svolge all'interno delle mura domestiche, quindi la scena è questa casa, questa che tu vedi in questa fotografia, però la cosa curiosa è che i protagonisti si vedono cambiare, quindi da giovani poi diventeranno anziani, e qui vediamo infatti un Tom Hanks e una Robin Wright decisamente più ringiovaniti rispetto all'età che hanno realmente. Tom Hanks ha 68 anni, invece lei ne ha 58, e qui sono due giovani trentenni. Ecco, questo ringiovanimento è stato effettuato grazie al de-aging, quindi è la storia di questi due protagonisti che cambiano, che crescono all'interno di questa casa. Si chiama Here, uscirà a gennaio appunto nelle sale cinematografiche. Grazie Emanuela, buona giornata anche Angelo. a te. Buongiorno Sicilia torna domani, come sempre ci salutiamo in musica. 16 dicembre del 72, quindi oltre 50 anni fa, in vetta alla classifica c'era Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. Ci salutiamo proprio sulle note di questo grande intramontabile successo.